Allora, io sono qui infatti in quanto vicino di casa, sono corso e mi interesso molto al cinema sardo. Quindi sono qui per parlare di due realtà, una che conosco bene che è quella della Corsica e una che è quella del cinema sardo. E quindi domani farò un paragone tra il cinema nelle nostre due isole, due culture, due regioni, due isole mediterranee e vedremo come appunto l'identità si manifesta diciamo nel cinema sardo e corso. Sono Denis Lotti, insegno museologia del cinema all'Università di Padova e in questo convegno parlerò della realtà veneta, soprattutto di una piccola e grande casa di produzione che è Iole Film, legata a Marco Paolini e Carlo Mazzacurati, che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, ha prodotto film che parlano dell'identità veneta ma in modo non proprio legato agli stereotipi, no, del classico della commedia dell'arte, ma cercando di indagare a fondo anche quelli che sono gli anticorpi di una regione che molto spesso viene dipinta come una sorta di non so, di regione popolata di alcolizzati o di gente che comunque non si interessa di politica sociale, tutt'altro. Oppure andando fuori anche dagli stereotipi cinematografici, del Veneto ingenuo, del Veneto che in qualche modo si trova in una situazione sempre più grande di lui. E contrapponendo questo percorso di Iole Film a una produzione che è come quella di Piccola Patria, un film molto recente che è stato molto apprezzato dalla critica, ma che invece a mio avviso segue un po' troppo questi stereotipi del Veneto sull'orlo dell'Apocalisse. Ecco, quindi cerchiamo in questa occasione di problematizzare il problema senza dare voti o dire chi è buono e chi è cattivo, ma anzi cercando di superare quelli che sono appunto gli stereotipi che da molti anni ci vessano. Il cinema sardo è un cinema molto interessante perché già esiste, invece il cinema corso è un po' più. Non si può dire che esiste un vero e proprio cinema corso, come è stato il caso per la Sardegna con la riappropriazione del cinema sardo. Invece magari gli anni che verranno ci diranno se esiste un cinema corso e io spero che esisterà.